Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cerché con il notiziero Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi dallo Zorai perché ci sono buone notizie per il parco Supa Dentinu. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova condotta di acqua irrigua a servizio dell'area, uno degli interventi più attesi per la valorizzazione del sito naturalistico e del vicino sito archeologico. L'opera, finanziata dalla Regione Sardegna, rientra nel più ampio programma di riqualificazione dell'area avviato dall'amministrazione comunale. Nei mesi scorsi sono stati ripuliti i sentieri che collegano il parcheggio al nuraghe, recuperate le aree attrezzate, riportati alla luce anche i tavoli, spazi per la sosta da anni nascosti dalla vegetazione. La nuova condotta idrica, realizzata grazie al progetto predisposto su incarico del comune e al parere favorevole di Forestas, con la collaborazione del consorzio di bonifica, avrà una duplice importante funzione: costituirà un importante presidio antincendio e garantirà un punto di approvvigionamento idrico per i lotti agricoli e per i frequentatori dell'area. Il sindaco Cesare Mannini sottolinea che si tratta di un'opera concreta e attesa da decenni, destinata a rendere il bosco più sicuro e maggiormente fruibile. L'amministrazione quindi conferma l'impegno a proseguire gli investimenti per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio ambientale del paese. Andiamo avanti ora, ci spostiamo alla Lanusei. La lingua sarda entra ufficialmente nei servizi dell'ASL Ogliastra. È operativo Susardu in corsia, il progetto promosso dall'azienda sanitaria per valorizzare l'uso del sardo all'interno dell'ospedale Nostra Signora della Merced e nelle strutture sanitarie del territorio. L'iniziativa, finanziata dalla Regione nell'ambito del bando Tulis, tutela lingue sarde, e gestita dalla società SUIA, proseguirà fino a novembre 2027. Il progetto, fortemente sostenuto dal direttore generale Andrea Fabbo e coordinato dal servizio tecnico logistico,
prevede la presenza di un ufficio linguistico composto da 5 operatori. Tra le attività figurano l'accoglienza e l'orientamento in lingua sarda, la traduzione di comunicati stampa, avvisi ospedalieri e contenuti del sito istituzionale, oltre alla realizzazione di opuscoli informativi dedicati ai servizi sanitari. Per seguire le attività saranno attivati un blog e i profili Facebook e Instagram collegati ai canali ufficiali dell'ASL Ogliastra. L'ufficio lingua sarda ha sede nella sala d'attesa della Casa della Salute di Lanusei, di fronte all'ospedale, ed è aperto dal lunedì al sabato, escluso il venerdì, dalle 8 alle 17. Ne fanno parte gli operatori linguistici Ivan Marongio, Francesco De Plano, Alessandro Podda, Luca Pirodi e Barbara Serrao. Andiamo avanti, ci spostiamo a Tortolì perché la Fondazione Tortolì ha recentemente pubblicato un avviso di selezione per l'assunzione di un operatore culturale turistico da destinare ai servizi di gestione e valorizzazione del sito archeologico Sortali e Summonti. L'incarico prevede un contratto a tempo determinato della durata di 5 mesi con un impegno part-time di 23 ore settimanali. La figura selezionata si occuperà dell'accoglienza, dell'informazione ai visitatori, della conduzione di visite guidate, dell'organizzazione dei flussi di accesso, della promozione del sito attraverso strumenti digitali e social media, dalla realizzazione di eventi culturali alle attività didattiche, oltre al supporto nel monitoraggio dei flussi turistici e nei rapporti con scuole, associazioni e operatori del territorio. Per partecipare alla selezione è richiesto possesso della cittadinanza italiana, il compimento dei 18 anni, è necessario possedere una laurea coerente con il profilo professionale tra quelle indicate dal bando. La selezione avverrà per titoli e colloquio e le domande dovranno essere inviate tramite PEC entro le ore 10 del 25 luglio alla mail fondazionetortolì@pec.it, ma l'avviso completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del comune di Tortolì. E adesso parliamo di un evento molto sentito per la comunità, perché Arbatax si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti. Da domani, venerdì 17 luglio, a domenica 19, si rinnova la festa di Stella Maris, la celebrazione dedicata alla Madonna patrona del mare, protettrice dei pescatori, che da generazioni rappresenta un momento di profonda devozione per l'intera comunità arbataxina, tortoliese insomma, e non solo. Una ricorrenza che ogni estate richiama migliaia di fedeli, residenti e turisti, unendo il programma religioso a quello civile in un fine settimana fatto di tradizioni, musica, folklore e sapori del mare. Ma per raccontarci meglio questo bellissimo evento abbiamo il piacere di avere in collegamento Alessandra Useli del Comitato Stella Maris. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Alessandra, grazie per essere con noi. Allora, Stella Maris è molto più di una festa, insomma, che cosa rappresenta per Arbatax e per la sua comunità? Allora, sì, diciamo questa edizione è la 74esima, e per noi diciamo è sempre una novità, è sempre come il primo anno, l'emozione è sempre quella. Praticamente abbiamo lavorato quest'anno con un po' di tristezza nel cuore, visto quello che è successo ai nostri compagni Antonio ed Enrico, però abbiamo voluto comunque andare avanti per poter omaggiarli con questi festeggiamenti proprio in onore della Madonna, che per noi è un faro, una luce che protegge chiunque lavori in mare. Esatto, perché quest'anno la festa è dedicata alla memoria di Antonio Morledi e Enrico Piras, quindi ci saranno dei momenti ancora più sentiti durante le celebrazioni. Ci racconti un po' il programma, Alessandra? Si parte domani, il 17 luglio. Si parte domani con l'accensione, diciamo, ufficiale della chiesa che abbiamo allestito con delle luminarie. Per l'occasione si esibirà il coro di Arbatax verso le 21. Poi sabato quindi entriamo più nel vivo con l'arrivo delle bancarelle, espositori, le giostre, insomma la festa arriverà per le vie del paese, con la musica abbiamo il DJ set. E domenica invece diciamo la parte più sentita, con appunto la processione con i gruppi folk. Quest'anno ne avremo 6 da tutta la Sardegna più la banda, la processione a mare
con il lancio della corona e poi insomma musica dal vivo con DJ Sandro Murru e poi per chiudere in bellezza avremo i fuochi d'artificio alle 24. Perfetto, allora la processione in mare sappiamo che con il lancio della corona è un momento veramente emozionante e bellissimo nel porto con tutte le barche. Che cosa si prova, Alessandra, tu che non manchi mai ovviamente, sei nell'organizzazione, a viverla da vicino? Allora è un'emozione fortissima sia seguirla dalle barche oppure vederla al ciglio del molo, insomma è una cosa che ti entra dentro, sarà perché sono arbataxina come dici tu, forse la vivo diversamente, però quest'anno poi vabbè, ovviamente avremo un ricordo molto particolare, doloroso purtroppo, ma penso che è quel momento che ci unisce e questo è importante, questo è molto importante per noi. Assolutamente. Quindi accanto ai riti religiosi però c'è anche musica, folklore, gastronomia. Ci sarà musica lungo tutta la via della passeggiata, la torre, i video mapping, stiamo molto puntando su questa cosa che penso che possa valorizzare la nostra, diciamo, i nostri monumenti come la torre, insomma con questi giochi di luce molto particolari. Poi avremo lo spettacolo in porto sia il sabato che la domenica con il DJ set sabato e il Sandro Murru la domenica, e poi food dislocato per tutta la via della passeggiata, e abbiamo chiesto collaborazione anche all'associazione Giovani di Tortolì che insomma per darci la mano e coinvolgere anche i giovani in questa festa che ha 74 anni, quindi bisogna un attimino è vero, di far entrare nelle nuove leve. C'è anche un po' di sport perché la gara di nuoto, come sempre, nella spiaggia della Capannina, la gara di pesca al Bolentino e poi la veleggiata Stella Maris dedicata, come detto, alla memoria di Antonio Enrico. Sì, ecco, visto che comunque l'anima del borgo è marinara, avremo ben 3 appuntamenti che richiamano appunto la vita marinara, con la gara di nuoto per ragazzi e per adulti, poi la gara al Bolentino organizzata dal club di portisti, mi correggo, comunque la veleggiata e la gara di nuoto dal circolo nautico di Arbatax e la gara di pesca al Bolentino dal circolo di portisti. Perfetto, benissimo, allora non ci resta che ricordare e invitare i nostri ascoltatori a trascorrere questo fine settimana ad Arbatax per Stella Maris. Sì, assolutamente, vi invitiamo per questi 3 giorni, speriamo insomma che il nostro lavoro possa essere apprezzato e vi invitiamo quindi a partecipare. Assolutamente, perché come sempre ogni anno veramente grazie a persone come voi che vi fate veramente in 4 per organizzare una manifestazione molto importante che, come abbiamo detto, comunque richiama migliaia di visitatori, quindi insomma ci vuole un grande lavoro, quindi bisogna darne merito. Grazie Alessandra, grazie a voi. Appuntamento ad Arbatax allora questo fine settimana. Ci vediamo là, grazie, buon lavoro. Ecco, abbiamo appena sentito Alessandra Useli del comitato Stella Maris che organizza insieme alla parrocchia la festa di Stella Maris con il patrocinio del comune, quindi si parte domani venerdì 17 luglio sino a domenica, insomma un weekend ricco di appuntamenti ancora più speciale perché è dedicato appunto alla memoria di Enrico Piras e di Antonio Morlè. Andiamo avanti noi, chiudiamo restando su Tortolì perché prosegue con successo la rassegna teatrale Incontri ravvicinati. L'appuntamento è domani, come sempre, al Teatro San Francesco, nella rassegna organizzata da Rosso Levante con Fila Starocca, un viaggio tra tarocchi e archetipi. L'appuntamento alle 21:30, lo spettacolo di e con Daniele Pettinau, le musiche sono di e con Fabrizio Laide e Antonio Firino alla fisarmonica. Lo spettacolo è prodotto da Teatro La Maschera, è uno spettacolo che prova a inoltrarsi nel mistero custodito per secoli dai tarocchi. Saranno i 22 arcani maggiori a ispirare questo viaggio teatrale che prende vita da un vecchio baule dei ricordi dove musica
antica, filastrocche, archetipi, antenati si intrecciano incarnando le energie delle carte in un esilarante susseguirsi di siparieti tra teatro, musica e improvvisazione. Il pubblico sarà accompagnato da una carta all'altra, rapito dall'incanto del loro fascino irresistibile e immortale. La rassegna propone complessivamente 9 appuntamenti che si alterneranno sul palco del Teatro Tenda a San Francesco fino al 28 luglio. La direzione artistica è di Yuri Pirodi, l'organizzazione è di Silvia Cattoi, mentre la direzione tecnica è di Massimiliano Micheli. L'ingresso agli spettacoli è offerta libera e consapevole, quindi l'appuntamento è domani alle 21:30 con Filastarocca, arcani, archetipi e filastrocche. Vediamo così il notiziario di oggi. Noi torniamo martedì con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi.